Radio va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Ciao Sveva, grazie per la linea. Oggi è l'ultima mia performance del 2024-2025. Ovvio che io ragiono sempre un po' come un prof, per quanto oramai super pensionato, ma le stagioni scolastiche voi sapete che vanno tra l'autunno, cioè a settembre dell'anno prima, fino a giugno-luglio dell'anno successivo. Meritate vacanze per tutti, naturalmente, in una estate dico cose di una banalità sconcertante, non degne di un prof, in un'estate torrida come questa. Allora oggi parliamo di mostre, ve l'avevo promesso, perché ci sono 3-4 mostre che non devono essere perse, di personaggi più famosi, meno famosi, ma che importanza ha. Io ho visionato anche i cataloghi e c'è davvero da, come si diceva volgarmente, leccarsi i baffi. Sono mostre che vale la pena di vedere a Roma, a Desenzano, a Torino e a Milano. Successivamente, nella seconda parte, mi permetterò di parlare del mio ultimo libro, Le Muse del Nord. Questo libro nasce da una riflessione e da un recupero di esperienze passate che anche soprattutto giornalistiche, ma anche di riflessione culturale, che non devono andare perdute, perché ciascuno di noi ritiene preziosa la propria vita. Tutto quello che è stato fatto nel corso dell'esistenza, peraltro più breve di quello più breve, non perché incomba la falce tagliente, per carità, facciamo i debiti scongiuri, non per quello, ma comunque recuperando tutto quello che uno ha fatto in 60 erotti, mettiamola così, di vita, certamente penso che a tutti sorga spontaneo l'idea di dire non deve andare nulla perduto, perché sono stati sforzi, sono stati momenti di tensione, di fatica, di concentrazione su quello che si è amato di più. E poi lo sentirete, chi mi ascolterà fino alla fine, le Muse del Nord sono un inno all'arte, alla letteratura, alla vita creativa, che evidentemente io ho modulato, soprattutto conoscendolo meglio, sul nord Italia. Non perché poi naturalmente il centro-sud non mi interessi, anzi ho cercato di visitare tutto quello che era possibile fin da bambino col mio amato papà. Ma il libro si concentra sul nord, con ovviamente un taglio di attenzione particolare all'orgoglio di chi evidentemente ama le radici culturali, le spirituali, artistiche, espressive, linguistiche del nord. Ma prima adesso poi di entrare nel settore delle mostre da consigliare per quest'estate, vi volevo parlare di due kermesse molto diverse l'una dall'altra. La prima kermesse ha presentato nel corso dei mesi della prima parte di quest'anno una gara veramente avvincente. Non pensate a chissà che cosa, naturalmente adesso quando vi dico di che cosa si tratta, vi cascheranno le braccia. Parlo dell'Isola dei Famosi. Tendenzialmente non mi sono mai interessato oltre misura di questo genere, perché lo ritengo un po' fittizio, farlocco, edulcorato, modellato su una serie di spunti che non trovo particolarmente esemplari. Tuttavia, a cominciare da quello che è stato il primo Grande Fratello, ecco adesso vi spiegherò perché lo cito, che era del 2000, sono passati, ridendo e scherzando, 25 anni. Ora il destino vuole che la persona che vinse il Grande Fratello, il primo Grande Fratello, sia la stessa persona che ha vinto l'ultima, l'Isola dei Famosi. Sono, come sapete, due mondi diversi,
il Grande Fratello tutto al chiuso, in una sorta di claustrofobica stanza degli orrori, e l'altro tutto all'aperto in un'isola in mezzo all'oceano. Però c'è un richiamo, non fosse altro appunto per opposizione fra questi due estremi e questi due mondi, certamente raccapriccianti, soprattutto per quel gusto morboso del dettaglio anatomico a cui ci hanno abituato entrambi, ma la cosa più clamorosa appunto, che il primo Grande Fratello e l'ultima Isola dei Famosi è stata vinta da Cristina Plevani. Cristina Plevani è una donna lombarda. Permetterete, senza strafottenza naturalmente, perché io mi rivolgo non solo a tutta Italia e Europa ma a tutto il mondo e possibilmente all'universo nascosto delle galassie, se fosse possibile, ma le onde radio prima o poi ci arriveranno, e potenti radio come Radio Libertà si intende, non altre, e speriamo che abbiano l'esclusiva su Andromeda, sulla galassia di Andromeda. Però voglio dire, è curioso questo fatto, ci riempie di un orgoglio che non è stupido e non è esclusivo. Amo l'afflato universale del firmamento, però non posso nascondere il mio compiacimento per la vittoria, questa doppia vittoria di questa creatura lombarda, che col passare del tempo si è stagionata un po' come i prodotti culinari di classe e di qualità, o anche vitivinicoli, ma non è un'offesa, chiaramente stiamo parlando di una donna interessante dal punto di vista sia fisico che culturale, Cristina Plevani del Lago di Iseo, questa eterna istruttrice di palestra, di nuoto, di virtù fisiche, che diciamo così ha sempre cercato di affermarsi come così un fiore di virtù spirituale. Ce l'ha fatta, e in un'intervista dopo la vittoria dell'Isola dei Famosi, che ha rilasciato un po' a caldo, ha detto: stavolta non lascio passare il treno. Cosa vorrebbe dire? Penso e presumo che Cristina intenda di potersi affermare per quello che gli rimane nella vita, che prima abbiamo visto essere anche molto rapida e veloce, ma insomma, avendo soltanto 53 anni, potrebbe darsi che nel rimanente cinquantennio che gli resta, ecco, nel rimanente cinquantennio di vita, possa diventare finalmente quella star a cui giustamente ambisce, ecco, perché ciascuno di noi cosa vogliamo fare, gli ipocriti? Diciamo, no? Perché esistono delle persone modeste al mondo, io ho qualche dubbio, ma comunque lei ce l'ha fatta, ed è interessante il fatto che alla fine questo pubblico, che è un pubblico dicotomico, è un pubblico bifido appunto, ma probabilmente molti sono gli stessi, ma che guardano questi due estremi, claustrofobico e agorofobico, dell'Isola dei Famosi e del Grande Fratello, tendano a premiare non la star già affermata o, come dire, nel ricordo di una serie di grandeur. C'era anche, tra l'altro, tra le concorrenti dell'Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti, che io ho conosciuto personalmente, che mi ha intervistato una volta ai tempi d'oro, chiaramente fine anni 90, appunto, per le reti media, Fininvest Mediaset, una donna bravissima, secondo me, che meritava forse di più nella vita, ma poi naturalmente la vita non si sa mai come va a finire. Però l'altro, il grande come dire, antagonista di Cristina Plevani era Mario Adinolfi. Adinolfi è un personaggio curiosissimo, e anche su di lui io spenderei qualche parola, perché poi in una trasmissione culturale val bene riflettere sulla psicologia umana. Adinolfi, come pedigree, si diceva, no, insomma, come formazione, potrebbe essere francamente stomachevole dal punto di vista del mainstream. È uno che vuole ritornare alla famiglia tradizionale, lancia delle scomuniche contro chi pratica aborto e eutanasia, eccetera.
Eppure vedete com'è il mondo. Il mondo è più complesso di quanto ce l'immaginiamo. Alla fine ha vinto l'immagine di un uomo pacioso, giocondo, rotondo, che in fondo vuol bene a tutti. Ecco, allora mi viene in mente la grande lezione di Adler. Personalmente ho avuto come primo medico di base Pierluigi Pagani, che è stato il conducator italiano negli anni 60, 70, 80 della società adleriana, che mi diceva sempre non siamo una sola personalità, nessuno di noi è fatto in maniera da essere una sola personalità, siamo tante personalità in una. Adler, tra l'altro, intanto mi piace anche appunto stralciare un po' di psicanalisi, Adler diceva che noi mettiamo in atto una finzione, singolare finzione, per sostituire ogni tanto la propria personalità con un'altra personalità. E alla fine vedete che Adinolfi ha avuto successo, ha avuto l'enorme successo, la gente che vede male quel mondo là, non io, ma la gente che vede male i nuovi Savonarola, dice ma si è dimenticata completamente, perché è emerso un uomo tutto sommato paciarone, accondiscendente. E tutto questo all'interno di una dimensione, ripeto, che è abbastanza abominevole sul piano complessivo del prodotto televisivo, però è interessante vedere come poi certe immagini, certe figure riescano comunque a conquistare il cuore delle persone. E tutto sommato quell'immagine di Cristina Plevani, che può piacere o non piacere perché ciascuno di noi ha i propri gusti, quell'immagine della ragazza lombarda che si fa da sé, che non si dà troppe arie, che non sgomita per riuscire ad avere successo a tutti i costi, è piaciuta, è passata. Questo perché nel marketing complessivo delle immagini regionali è apparsa anche a quelli che hanno votato, sono stati dietro, tra quei meccanismi capziosi che conosciamo, che decidono la vittoria e la sconfitta delle persone presenti alla kermesse. Insomma, è riuscita in qualche modo a vincere, a superare quella delle altre persone. Vuol dire, secondo me, che il mondo lombardo, nel suo piccolo, naturalmente, ha ancora qualcosa da proporre, nonostante tutto, e nonostante altre immagini negative che esso dà, bisogna riconoscerlo, per tanti motivi che non sto qui a dire, ma non mi voglio autoflagellare. La seconda kermesse è il premio Strega. Il premio Strega è stato vinto da Andrea Baiani con un libro che è francamente un inno contro il patriarcato. Ma quello che poi l'anniversario, ma quello che poi si titola così, quello che poi invece ha un po' sgomentato tutti è la querela sull'assenza del ministro della cultura, secondo il quale non ci sarebbe stato un invito ufficiale da parte della giuria del premio Strega a venire, diciamo così, a presenziare. Messe assieme due le cose, insomma, si fa vincere un libro che in un contesto, in una temperie come quella di oggi, dove ci sono già moltissimi film contro il patriarcato che hanno avuto un enorme successo, un libro che è destinato a diventare il romanzo più importante contro il patriarcato. Non si invita il ministro Giuli perché evidentemente non so fino a che punto a livello conscio o inconscio lo si considera rappresentante di un governo che secondo molti, e lì allo Strega ce ne sono di questi signorotti e di queste signorine e di signorone, che è ritenuto un governo diciamo pseudofascista che inneggia al patriarcato. E le cose così si capiscono meglio, naturalmente. Io direi siamo arrivati al braccio di ferro, sia altro che 50 anni fa, perché io quei tempi li ho vissuti, non c'era così tanto astio, protervia
e volontà di guerra tra democristiani e comunisti come c'è oggi fra, chiamiamoli così naturalmente, antipatriarcatisti e presunti patriarcatisti, perché evidentemente si è inoculata col passare del tempo quella cultura woke che è figlia del 68, ma è peggio del 68 naturalmente, perché vuole distruggere completamente quello che viene considerato il nemico. Cari ascoltatori, noi stiamo a parlare di guerre condotte con le armi tecniche, nucleari, le armi peggiori di questo mondo, ma è in atto un altro tipo di guerra mostruosa, no? Fra due modi di vedere il mondo, no? Un braccio di ferro che evidentemente fa ogni giorno le sue vittime. Non invitare il ministro Giulia, al di là che possa piacere o no, anche qui naturalmente, ma sono de gustibus, non invitarlo alla kermesse più importante letteraria dell'anno, il premio Strega, quello che ha poi laureato tantissimi grandi personaggi da Moravia alla Bellonci, compagnia bella, significa sbeffeggiare il popolo italiano, perché si ritiene che il popolo italiano abbia prodotto un governo di tipo fascista che non è degno di governare l'Italia, naturalmente. Allora, sempre naturalmente considerando il fatto che all'interno del governo esistono forze diverse, quindi certamente l'appartenenza a un determinato partito può non, dal nostro punto di vista, può non essere particolarmente eclatante, ma non è questo il punto. Non è questo il punto. C'è oramai una mancanza assoluta di rispetto del governo come prodotto della volontà del popolo, che così ha votato nel 22 e dal 22 si sono innescati dei meccanismi che hanno prodotto evidentemente delle scelte di varia natura. Sappiamo benissimo che c'è stato anche un ministro della cultura che ha deluso, benissimo, cioè siamo i primi a dire fuori dal contesto della governance chi si comporta male, al di là ovviamente del personaggio stesso che anche gli può piacere o non piacere e che comunque non era aveva anche qualche luce assieme a tante ombre. È stato sostituito dall'attuale ministro, ma non è la persona, diciamo, l'apparato che viene contestato come frutto di una volontà che viene vissuta negativa e che va distrutta. Quindi questo è un tipo di fronda esterna estremamente accidiosa, velenosa, che gioca, è come se entrasse in un campo di calcio e giocasse con delle regole che non esistono, perché le regole che esistono sono il rispetto del governo finché c'è questo governo. Quindi non invitare il ministro della cultura e come dire no, non ci piace questo arbitro, noi ci mettiamo l'arbitro che vogliamo noi. E tra l'altro facciamo vincere un romanzo che è un manifesto contro il patriarcato. Manifesto, naturalmente io lo leggerò con calma, non posso leggere tutto, non sono Dio sceso in terra, ma comunque si sa, per chi l'ha letto, è chiaro il discorso appunto che è un manifesto contro il patriarcato. Quindi questo braccio di ferro continua nel mondo culturale, che è il mondo più importante, perché è il riflesso dell'animo umano, è il riflesso a specchio diretto dell'animo umano. E finché sarà così andrà sempre peggio naturalmente, perché sarà un gioco al massacro. E mi fermo qui. Le mostre, tempo passa tiranno naturalmente, le mostre sono Valerio Adami, io mi raccomando, la Fondazione Marconi di Milano, città e auto. Valerio Adami secondo me è un grandissimo maestro del Novecento fino all'11 di luglio, mi raccomando. Un maestro che si rifà a una tradizione soprattutto francese di uso dei colori tipo cartoon, sono dei colori bellissimi, marcati, che giocano all'interno di una dinamica spettacolare da fumetto. Valerio Adami, Fondazione Marconi Milano.
Passiamo a Desenzano. A Desenzano poi un'ottima occasione naturalmente per andare a visitare il lago più lombardo. Qui abbiamo una bella mostra mondo futurista al castello di Desenzano fino al 26 di ottobre. C'è di tutto e di più all'interno di tutti gli autori maggiori futuristi. Il futurismo è stato rilanciato ai tempi di Bettino Craxi, per capirci, perché all'interno della dinamica di quel mondo là pansocialista doveva essere un richiamo a un futuro che avrebbe surclassato qualsiasi tipo di differenza classista, ma da un punto di vista certamente di una borghesia anche evoluta, ma un po' radical chic. Qui c'è veramente la possibilità di rivedere con calma tutte le opere futuriste, dei maggiori futuristi, e cercare di capire a circa un secolo e più di distanza che cosa ha ancora da dire questo movimento artistico. Per la prima domanda che verrebbe, ma futurista deriva da futuro, ma esiste ancora il futuro? Esiste ancora qualcosa che noi possiamo associare alla parola futuro? Ecco, gli spunti li troverete al castello di Desenzano. Passiamo in Piemonte alla Reggia di Venaria Reale, bellissima da visitare, fino al 7 settembre, i Dogi di Genova, arte e potere. Sono delle opere 600, 700, 800 davvero straordinarie che illustrano la grandezza dei Dogi di Genova. I Dogi di Venezia erano più famosi, ma i Dogi di Genova in realtà erano forse più ricchi dei Dogi di Venezia, e qui abbiamo la possibilità, attraverso dei ritratti eccezionali dei maggiori artisti, soprattutto liguri, ma non solo di allora, di avere in mano la chiave per capire quel mondo là. Quindi vi ho detto Valerio Adami, mondo futurista, i Dogi di Genova, Venaria Reale fino al 7 di settembre. Sto dicendo quelle che io ho scelto come mostre un po' per questa estate, e finisco questa prima parte con Alessandro Guzzi. Alessandro Guzzi è stato anche ospite di alcune trasmissioni su questa radio, romano, è un personaggio eclettico e francamente eccezionale, unico nel suo genere. Al di là della laurea in giurisprudenza, poi è andato avanti cercando di comprendere attraverso tutte le sue opere le profondità dell'animo umano. Grandissimo pittore, si presenta ora con Ora Felix, il titolo della mostra, dal 9 giugno fino al 31 di luglio, dove al Caffè Letterario di via Reggio Emilia 89 a Roma. Roma quest'anno presenta una sua kermesse, incredibile accostarla ad altre kermesse più svagate. Parlo del Giubileo naturalmente. Quindi se andate per il Giubileo a Roma, non fosse altro per curiosità, per vedere anche, insomma, non presumo troppo da vicino, insomma, ma comunque il nuovo Papa, andate in via Reggio Emilia 89, perché lì troverete una pittura secondo me unica nel suo genere, tanto che nel catalogo che io ho letto troviamo addirittura una prefazione di Gianfranco De Turris, un critico davvero eccezionale, che coglie in Guzzi la capacità di riuscire a interpretare la psicologia umana, soprattutto quella femminile, attraverso un figurativo evoluto, molto evoluto, diciamo con cromatismo non troppo accentuato, ma di derapage paesaggistico sullo sfondo, e con alcune diciamo note che possono apparentarlo anche all'iperrealismo, ma in realtà si tratta di simbolismo, un simbolismo davvero sul quale ha ragionato tantissimo Guzzi, perché Guzzi è stato, e lo è anche ancora oggi, uno studioso di cosmologia, di astrologia e di mondialismo, quindi metapolitica, no? Perché gli ultimi libri sono sul nuovo ordine mondiale, una denuncia forse unica nel suo genere, che ci permetterebbe, ma avremo modo di riprendere questo autore, di capire meglio cosa sta realmente succedendo, al di là dei casi Bezos o meno. Quindi Ora Felix dal 9
giugno fino al 31 luglio, Caffè Letterario di via Reggio Emilia 89 a Roma. Mi raccomando, non perdete questa occasione. Benissimo. Allora, poi naturalmente andate anche a vedere su internet, da Google un po' Alessandro Guzzi, ora Felix, avrete più dettagli. Siamo arrivati oramai alla metà della nostra trasmissione e penso che la nostra, come sempre, ottima conducatrix sia pronta al break. A dopo. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. A te la linea, Andrea. Grazie Sveva. Siamo agli ultimi 25 minuti di questa stagione 24-25 in un afoso, ma non troppo, vista la tempesta di stamattina, almeno in Lombardia, luglio. In questo luglio certamente la cultura trionfa, deve trionfare, ma anche se avete appena sentito da parte mia nella prima parte quanto cattivo fiele ci sia proprio nei personaggi che stanno facendo cultura, nel tentativo spesso e volentieri di imporre una visione del mondo basata sull'astio nei confronti di chi si ritiene sia portatore di una concezione opposta. Al punto appunto di parlare di guerra civile culturale, potremmo chiamarla naturalmente, come gli ultimi fatti ci suggeriscono naturalmente.
bisognerebbe fare una radiografia dell'animo di tutti quelli che attraverso libri, film, altri prodotti culturali cercano di portare avanti un modello di mondo difficile da decifrare fino in fondo, anche se ci abbiamo tentato anche in alcuni nostri libri, ma pronto così ad abbattere, a distruggere, a cancellare secoli di pensiero, di idee, di approfondimento. Ebbene, io da parte mia sono arrivato al mio 15° libro. So che anche in Italia ci sono moltissimi autori, moltissimi scrittori, saggisti, narratori, opinionisti che hanno scritto più di 15 libri. Conosco, sarebbe brutto far nome, ma conosco personaggi che sia del nord che del centro e del sud che sono arrivati a 70, 80, 100 libri. Io non ho raggiunto questi livelli, anche se le classifiche sono sempre brutte da farsi, perché così ho dedicato molta parte della mia vita all'insegnamento, ad altre forme di approfondimento, diciamo sempre a sfondo culturale, e probabilmente non avevo la forza, l'energia per arrivare a quei livelli, però sono contento di essere arrivato al 15° prodotto librario, perché man mano che vado avanti nel pubblicare libri mi accorgo appunto che la vita è fatta di scelte importanti che devono rimanere, devono essere date ai posteri e rimanere come testimonianza proprio di un'epoca che è stata la nostra epoca, questa epoca incredibile che è andata da metà circa del secolo scorso fino appunto al primo quarto di questo secolo, e è piena di spunti, di idee, di battaglie, come diciamo prima, ma anche di folgoranti scoperte in tutti i campi, naturalmente, dall'arte alla letteratura per arrivare alla scienza. Questo mio 15° libro si intitola Le Muse del Nord ed è un libro che, cerco di spiegarvi, riprende molti articoli pubblicati su giornali, soprattutto sulla Padania, che in passato, che avevano come obiettivo o come tratto saliente quello di parlare dei valori culturali del Nord. Ecco da qui il titolo, Le Muse del Nord, cioè autori, opere, autori letterari, ma anche mostre, opere artistiche, approfondimenti linguistici naturalmente, quindi uso delle lingue locali. Ecco, tutto quello che è stato il ventaglio dei miei interessi in tutti questi anni che vanno circa dal 1990-95 fino ad oggi. Naturalmente in tutti questi anni io ho cercato di produrre sia giornalisticamente che saggisticamente. Non sono romanziere, non ho i talenti, non ho le qualità per farlo, per esserlo, ma ho cercato di produrre delle cose che avessero un senso, e in questo libro appunto Le Muse del Nord c'è soprattutto un insieme di osservazioni che sono frutto certamente degli anni più scottanti della querelle che ha visto al centro il federalismo, ma che comunque cercano di far intendere, con il massimo sforzo da parte mia, quali sono i tratti caratteristici dell'arte, della letteratura, della lingua, della cultura, della mentalità del Nord. Poco importa adesso qui usare ancora dei termini che sono stati usati in passato, che possono piacere o non piacere. Qualcuno usa ancora il termine Padania da altri non viene più usato, ma non ha importanza.
Noi stiamo parlando di quella fetta d'Italia che si pone più a nord e che quindi comprende tutte le regioni del nord. C'è dentro pure la Liguria, l'Emilia, la Romagna, perfino una fetta di Toscana e di Marche, e poi ovviamente il Veneto, a nord-est il Veneto e il Friuli, e il Venezia Giulia, il Trentino ovviamente, tutto l'arco alpino, Piemonte, Valais e Lombardia, Emilia. Bene, tutto questo mondo ha prodotto col passare del tempo una congerie fantasmagorica, oserei dire, di opere letterarie e artistiche che io ho analizzato in passato, appunto, attraverso tutte queste, diciamo, riflessioni. Ecco, le muse. Ma chi erano le muse? Le muse figlie di Apollo, secondo la tradizione greca, ellenica appunto, erano state, diciamo, indirizzate da Apollo stesso, la massima divinità anche mentale dell'antica Grecia, verso una serie di attività di varia natura. Personalmente considero la scienza, anche la scienza, una forma di espressione creativa. Sono contro la drastica opposizione tra cultura umanistica e cultura scientifica. Infatti anche in alcune di queste pagine si può sentire parlare anche di applicazioni e osservazioni scientifiche, però il grosso rimane ovviamente ispirazione letteraria. Quali sono i più gettonati, gli autori più gettonati in questo mio libro? Sono quegli autori che la Vulgata considera tipicamente padani. Parliamo di Gianni Brera, parliamo di Piero Chiara, parliamo di Giovannino Guareschi, parliamo di Riccardo Bacchelli. Riccardo Bacchelli è l'autore magnifico Il Mulino del Po, e di tantissimi altri autori che nella loro esistenza hanno approfondito meglio e di più degli altri paesaggio, cultura, mentalità, modo di vivere, lavorare ed amare del Nord. Attenzione, non si tratta di pensare assolutamente che questo stile di vita, si dice alla francese genre de vie, questo stile di vita del Nord sia migliore degli altri. Non c'entra niente questo discorso. Non equivocate, specie magari chi mi ascolta dal resto del mondo. Semplicemente è ovvio che io conosco meglio questa cultura e questo modo di vivere e di pensare e di esprimersi, ovviamente, e ne ho parlato in termini di approfondimento, in termini filologici, in termini per far capire, comprendere a tutti che cosa voleva dire Guareschi, cosa voleva dire Bacchelli, cosa voleva dire Brera, cosa voleva dire Chiara, cosa volevano dire gli scapigliati piemontesi, cosa voleva dire Fogazzaro, cosa volevano dire tutti quegli tantissimi, innumerevoli autori dialettali che qui non sto a citare, ma che sono tutti meravigliosi, da Carlo Porta, ecco, ai piemontesi, a Goldoni, ai bolognesi, eccetera, ai liguri. Ecco, tutti quegli autori che si sono espressi in una lingua che non è la lingua italiana, ma che va esercitata come forma e frutto proprio del nostro meraviglioso mondo. Quindi le muse del nord, naturalmente. In copertina c'è un'immagine di un pioppeto, non fosse altro perché il mito, anche qui noi ci rifacciamo all'antica Grecia che era stata profetica, il mito di Fetonte ci racconta che Fetonte, figlio di Apollo, anche lui, a un certo punto vuole usare il carro del papà. Nel suo viaggio in cielo, ovviamente, a un certo punto perde le redini e crolla giù. Dove crolla? In che punto del globo terracqueo cade giù Fetonte? Cade nel fiume Po e lì muore.
un legame anche con il mito di Eridano, antico nome del fiume Po, e la grande costellazione che noi troviamo nel firmamento. Quindi cosa succede? Fetonte, un po' come Icaro, avevo usato troppo e cade giù nel fiume e muore. Le sorelle si chiamano Fetontidi, piangono la morte. Nel piangere la morte di Fetonte, che è caduto nel fiume Po e anche in qualche modo generato nella sua liquida fattezza le acque meravigliose del grande padre Po, le Fetontidi si trasformano in pioppi. Cioè le lacrime delle Fetontidi diventano tanti pioppi, i nostri meravigliosi pioppi della Valle Padana. Quindi questa è l'immagine di copertina, che è evocatrice di un sistema allegorico naturalmente, no? Che appunto ci riporta alle muse e a tutti quelli che in qualche modo hanno cantato il nostro nord, la nostra Heimat, la nostra piccola patria. Certamente matria, forse è meglio dire, rispetto alla meravigliosa patria italiana di cui sempre ricordare di far parte. Quindi il libro suggerisce tanti spunti, partendo anche da mostre o da performance dell'epoca, o richiami a monumenti, opere d'arte delle città, dei paesi presenti, oppure commenta la morte di personaggi famosi come Bassani. Bassani è l'autore del Giardino dei Finzi Contini, uno dei romanzi ambientati a Ferrara più belli e più riusciti, e poi ancora si ritorna indietro in alcuni passaggi del libro ai fratelli Verri. Qua, voi sapete che i fratelli Verri nel Settecento, lombardi, fratelli Verri si arrabbiarono contro la Crusca, perché la Crusca voleva che si parlasse un fiorentino paludato, insomma basato sugli antichi autori, mentre i fratelli Verri volevano maggiore libertà espressiva. Questa è stata una delle grandi battaglie che ha animato anche appunto il leghismo classico. Spiace qui ritornare su una vecchia querella. Chi pensa che il leghismo sia soltanto rivendicazioni economiche, tratti xenofobici, si sbaglia di grosso. Come vi sbagliate, ragazzi? Il leghismo è amore per la vita, amore per l'universo. E io penso di averlo declinato idealmente, perché non sono un politico, faccio schifo, non sono un politico, non ho le doti del politico, ma idealmente nella maniera migliore. E quindi soltanto appunto comprendendo questi spunti legati appunto all'amore per la propria terra, e per chi ha espresso, pensate anche a Gianni Brera, che è stato un grande pavese, che ha scritto anche romanzi dedicati al mondo padano, pensate ovviamente a Giovannino Guareschi, Camillo Peppone e compagnia bella, pensate al Mulino del Po di Bacchelli. Sono icone, sono simboli, sono tratti unici e inconfondibili del nostro meraviglioso mondo, che amiamo come amiamo tutto il resto dell'Italia, tutto il resto dell'Europa, l'Europa vera però, non quella di Bruxelles e Strasburgo, e che quindi insomma in qualche modo ci hanno permesso di scrivere questo libro. Comincio a dare ancora, anche un po' come commiato di fine stagione, comincio a dare i miei estremi, perché è molto semplice, anche se può risultare irriverente rispetto a chi spera giustamente anche di trarre vantaggi economici dai propri libri. Non è il mio caso, perché può scandalizzare qualcuno, no? Ma io voglio regalare il mio libro a chi me ne fa richiesta.
Vediamo i numeri, vi posso dare dei numeri di telefono, che poi anche c'è WhatsApp, eccetera, ve lo do subito, 333 38 36 198. Ripeto, 333 38 36 198. Qui ovviamente essendoci anche WhatsApp potete scrivermi: vorrei ricevere a casa comodamente, nel giro di un tempo ragionevole, il libro Le Muse del Nord di Andrea Rognoni, c'è del sottoscritto. Oppure, se preferite canali più tradizionali, appunto io vi do la mail, che è la seguente: Rognoni Andrea, tutto minuscolo naturalmente, Rognoni Andrea 06, poi vi spiegherò il 06, Rognoni Andrea 06 @gmail.com. Ok? Rognoni Andrea 06 @gmail.com. Qui si può tranquillamente scrivere una mail e chiedermi in maniera normale, no? Cioè, voglio dire, ho sempre considerato gli ascoltatori dei fratelli ipotetici. Lo so che sta di retorica buonista tutto questo, ma ovviamente chi ama la radio, come moltissimi nostri colleghi che poi operano in questa, oltre ovviamente ai direttori, ma anche colleghi e collaboratori di questa radio, comunque hanno questo sottofondo, sentono molto questo sottofondo di fratellanza, di comunione, no? Quindi appunto chiedendomi appunto di ricevere a casa il libro stesso. È un cartaceo, quindi non mandatemi degli indirizzi, degli ulteriori indirizzi per accedere a fattori telematici dove il libro non è cartaceo ma è di tipo digitale. No, assolutamente. Dovete darmi un recapito, che può anche non essere la vostra casa, perché nessuno vuol sapere per forza dove abitate, ci mancherebbe altro. Può essere un recapito qualsiasi, un'edicola, un negozio, ecco, vicino a casa vostra. Voi appunto mi dice: voglio avere, mi scrivete, quindi via WhatsApp o via mail, mi scrivete, poi ridò comunque ancora questi dati alla fine, queste coordinate. Scrive appunto: voglio ricevere in assoluta regalia, in assoluto omaggio, no? Quindi gratuitamente voglio ricevere il libro. Perché lo faccio? No, perché suona un po' come una captatio benevolenze, no? Ma perché personalmente non mi trovo a dover contare i soldi fino a questo punto. Ecco, non pensate che abbia chissà che cosa come fondo cassa, ma non è questo il punto. Ma queste opere sono il frutto della mia fatica di saggista e vanno donate agli altri. Io non sono un grande donatore di sangue, sì, ogni morte di vescovo lo faccio, non è nel mio stile, perché tutta la mia personalità è come se fosse volta, nel bene e nel male si intende, a una dimensione extracarnale, a una dimensione ideale. Alla faccia di chi considera il leghismo la cosa più materiale e calcolatrice che esiste. Sono l'esatto opposto, pieno di difetti naturalmente, sono rognoso, come dice il cognome stesso, irascibile, no? Diciamo sensibile fino allo spasimo e all'isteria. Però il concetto fondamentale è quello appunto di regalare il sudore della propria mente e fare in modo che tutti quelli che vogliano accedere, che amino questo mondo. Capisco che ci siano un sacco di ascoltatori che sono più interessati, ma è giusto che sia così, all'economia, al diritto, alla politica diretta. Però secondo me, personalmente, mi sono fatto convinto, ecco, che è più politico in qualche modo far passare la cultura, l'approfondimento culturale, le idee,
l'espressività che magari alcuni teoremi, no, che riguardano, ma è una mia, che riguardano più direttamente il mondo materiale, ma questa è una mia ossessione, chiaramente una mia fissazione, per carità, prendetela sempre come una forma di delirio, di demenza precox, come si diceva una volta. Quindi adesso poi appunto ritorno a dare gli estremi, mancano pochi minuti. Il libro è Le Muse del Nord, è un libro che in circa 200 pagine raccoglie molti sforzi, non tutti, perché ho scritto moltissimo, a parte i libri 15, ma ho scritto articoli, ho scritto altre osservazioni durante la mia vita, altri contributi di varia natura, eccetera, eccetera. E quindi la possibilità di rivedere soprattutto il passaggio di secolo e di millennio tra gli anni 90 e fino praticamente a qualche anno fa, in modo tale da avere la visione dell'evoluzione del gusto, del modo di affrontare appunto queste tematiche, che rimangono tematiche non di nicchia, perché milioni di persone hanno letto Guareschi, però rimangono ovviamente un taglio, cioè una scelta di taglio di un'ottica particolare nei confronti del mondo, che è diversa da altre ottiche, da altre realtà, però troverete, penso e spero, degli spunti che sono trasversali, che riguardano l'identità, il problema della lombardità, il problema anche dell'autonomia e del federalismo, ma più in generale dei rapporti col mondo intero da parte di chi ovviamente è stato educato in una certa maniera e ha nutrito una certa sensibilità che parte dalla propria terra ma si rivolge appunto all'intero globo terracqueo. Siamo, mi sembra, davvero alla fine, quindi ridò le coordinate, il telefono che è anche WhatsApp appunto, per chiedere il libro comodamente a casa, Le Muse del Nord, comodamente a casa. Adesso vi sembra un venditore fallito. in omaggio assoluto, Radio Libertà. Quindi la casa comodamente 333 38 36 198 333 38 36 198, WhatsApp anche. L'altra è la mail ed è rognoniandrea06 @gmail.com. rognoniandrea06 perché io mi sono rotto un braccio, sono spezzato il braccio a Toledo e la mia vita è cambiata, ma in senso positivo, non preoccupatevi. Non tutto il male viene per nuocere, quindi vi sto dicendo rognoniandrea06 @gmail.com. L'altro numero del telefono l'ho dato. Siamo alla fine, grazie per tutta l'annata di collaborazione da parte della regia di Sveva, grazie a tutti per avermi ascoltato, ci risentiamo a settembre, un grande abbraccio a tutti, Venezia, risorga Venezia, per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni.